Scarsi di là, di qua va bene. A destra va bene, a sinistra siete un po' in ribasso quest'anno. Dunque, per la serie originalissima Playtime parleremo del divertimento, come divertirci oggi. Dunque, oggi quelli della mia età sono rovinati perché 30-35 anni cosa fa? Io vedo queste feste di ex sessantottini di 30 anni che fanno delle feste strane, sai, si riuniscono in casa, poi dicono mandiamo a letto i bambini, che noi dobbiamo giocare al gioco dei difetti, sai, fanno queste robe. Una volta io mi ricordo che a 18 anni, 19, qual era il massimo del divertimento? Alla domenica pomeriggio, voi siete giovani, magari non vi ricordate, l'ho fatta adesso, non lo so, ma alla domenica pomeriggio noi facevamo le feste in casa. La domenica pomeriggio facevi la lista degli invitati, 80 uomini, 2 donne, sempre così. Poi andavi e c'era il buffet, che whisky, vodka, gin fit, non c'erano quelle cose lì, c'era spuma al ginger, l'acqua di Vichy, chi se la ricorda l'acqua di Vichy? La famosa acqua di Vichy, che c'erano 2 bustine, una blu e una rossa, dovevi mettere la blu poi velocissimo la rossa, sennò ti allagava tutta la casa. Ci ha messo 10 anni l'idrolitina a fare una busta unica, dopo anni di allagamenti di casa, va bene. C'era il vermouth, e dicevi, l'hai portato il vermouth rotto? Sì, l'ho portato il vermouth. E iniziava questa festicciola in casa e non c'era la musica che c'è adesso, Rolling Stones, Beatles, c'erano i Beatles, sì, ma il massimo che imperversava in Italia, sapete chi era? Che Mina, che Claudio Villa, Bruno Filippini. Quello che aveva fatto quel pezzo che aveva sconvolto tutta l'Italia. E il pezzo era così, ve lo ricordo, faceva lunedì, come triste il lunedì senza te, martedì, come triste martedì senza te, mercoledì, un bacetto ti darò. E tutti, cosa fai, Filippini? Ma soltanto per telefono. Ah, così pure il giovedì e il venerdì. Ma sabato sera, e tutti chissà cosa le fa sabato sera. Ha sofferto come una bestia tutta la settimana, sabato sera la distrugge. Invece, ma sabato sera la porto a ballare, la potrò baciare, era il massimo, fermi, era il massimo di depravazione di Bruno Filippini nel 69-70. E si facevano le feste, si ballava, no? Che a impianti, non c'erano gli impianti hi-fi, c'era il mangiadischi. Quella cosa che mettevi un 45 giri, usciva un 28 giri perché se lo spolpava. E mettevi questi dischetti Filippini, cuore, tum tum, tum tum, tum tum, tum tum, ballavi così, tum tum, poi andavi a casa, tum tum. Ballavi e c'era sempre quello che spegneva la luce. Sai, boom, buttava la giacca sulla radio, non so tu. E allora sentivi, tum, pa, pim, pim, erano testate negli spigoli che davano i ragazzi. E c'era buio, si cominciava a ballare. E la mamma chiusa in cucina, voglio uscire! So che vi baciate! Perché il massimo di preoccupazione della mamma era che ti potevi baciare con la lingua. Perché, infatti io... Il primo bacetto che ho dato così, non sapevo come muovere, cioè se a raffichina, mitraglietta, a Black Decker, io non sapevo. Allora fermi! Allora un mio amico mi ha detto, ma come non sai baciare? C'è un ruolo nel bacio, l'uomo spinge e la donna tira. Allora fermi, allora ogni tanto nel buio sentivi... E uno dire, non hai spinto, eri tu che dovevi tirare, si bisticchiavano così. Aia, è finita la lezione. La massima di questa volta è il bacio, è un apostrofo rosa tra le parole, brutto porco che non sei altro. Ciao a tutti, grazie, ciao a tutti, ciao.